Oggi un evento estremamente importante organizzato dall'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento che mi ha dato il gradito compito di essere il responsabile scientifico. Parliamo di tumore della mammella, una malattia estremamente importante a grande impatto sociosanitario. Abbiamo pensato a 3 sessioni per cercare di sottolineare alcuni punti fondamentali. La prima sessione si occupa di dibattere su quelle che sono le novità in quella fetta di donne che hanno un alto rischio ereditario di sviluppare il tumore alla mammella. Sono donne che hanno una mutazione genetica BRCA1 e BRCA2, donne che oltre che sviluppare il tumore alla mammella possono frequentemente sviluppare anche tumori dell'ovario e anche altre neoplasie, meno frequentemente rispetto al tumore alla mammella e dell'ovario. Queste donne devono essere seguite in maniera particolare e a queste donne va ovviamente proposta anche quella che si chiama chirurgia di riduzione del rischio. La seconda sessione invece si occuperà di fare il punto sulle innovazioni che riguardano le terapie locoregionali, la chirurgia e la radioterapia, e poi ci sarà anche un momento in cui si dibatterà del tempo ricostruttivo, perché nel momento in cui noi siamo costretti, magari perché abbiamo di fronte un tumore multicentrico, a togliere una mammella, dobbiamo sempre pensare e proporre di ricostruire questa mammella, perché la mammella per la donna è essere partner, è essere madre. Quindi al tempo demolitivo va sempre associato il tempo ricostruttivo. La terza e ultima sessione è quella che riguarda il progresso, i grandi progressi fatti dall'oncologia medica nel trattamento del tumore della mammella, sia in fase precauzionale dopo l'intervento chirurgico, sia nella fase avanzata. Abbiamo pensato a 2 casi clinici che vengono presentati attraverso delle clip di cortometraggi girati dal sottoscritto e dai colleghi dell'unità operativa che chi vi parla dirige, dove vengono posti in essere quelle che sono le caratteristiche dell'incontro tra il medico e il paziente, quella che è la comunicazione della diagnosi, quella che è la comunicazione delle terapie. Sono in realtà 2 casi clinici che sono stati trattati nel 2020, alla fine del 2020, nel periodo Covid, e li abbiamo voluti riproporre proprio per far vedere come oggi, a distanza di 3 anni, avremmo probabilmente cambiato il nostro percorso di terapia alla luce di quelle che sono le ultime innovazioni scientifiche e tecnologiche. In ultimo ci sarà anche quella che è una lettura che farò personalmente sulla situazione della Breast Unit, del nostro modello organizzativo all'interno dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Noi abbiamo il piacere già da tempo di essere sede di centro di riferimento regionale per la cura dei tumori della mammella e presenteremo quello che è il percorso diagnostico terapeutico assistenziale che le nostre donne che sviluppano il tumore della mammella seguono, un percorso di efficienza ed efficacia che solo il modello organizzativo Breast Unit può consentire. Oggi l'Ordine di Agrigento è felice di essere presente a Licata e sponsorizzare un corso di aggiornamento sul carcinoma della mammella organizzato dal dottore Curella, dal dottore Rabita, dal dottore Puma, dall'oncologia di Agrigento, dalla chirurgia, dalla radiologia del nostro territorio, dei nostri ospedali e oltre agli psicologi presenti. E questo è importante anche l'approccio che si è dato a questo corso, questo approccio multidisciplinare, quindi la
il contributo da parte di tutti gli specialisti, dall'oncologo al radiologo al chirurgo, nella soluzione del problema, ma non solo da un punto di vista scientifico, da un punto di vista per i risultati che abbiamo e per le guarigioni spesso che abbiamo, ma anche curando la psiche della paziente e quindi l'aiuto e il contributo da parte degli psicologi e l'importanza anche di questi progressi scientifici che sono fatti, e ad Agrigento, dove abbiamo, in particolare dove abbiamo questa breast unit, dove c'è la soluzione del problema anche da un punto di vista psicologico per il mantenimento della mammella, che nella donna sappiamo che è importante, diciamo, da un punto di vista psico. Quindi l'ordine incontra sempre tutti i territori, siamo stati a Sciacca, oggi siamo a Licata, quindi felici di essere qua per incontrare tutti i colleghi del territorio, per un incontro che può essere importante per quanto riguarda l'aggiornamento, che alla fine è la nostra mission e la nostra stella polare. Il convegno svoltosi a Licata è un convegno multidisciplinare sul carcinoma della mammella che riguarda, come ho detto prima, più discipline, e per questo devo ringraziare il primario dell'oncologia di Agrigento, il dottore Savarino, e la Breast Unit che adopera su tutta la provincia in maniera egregia. Come ordine abbiamo sposato questa causa in quanto l'ordine va anche sul territorio, e sono contento e molto orgoglioso di aver portato questo congresso a casa mia, perché essendo di Licata sono soddisfatto di questa manifestazione, e ringrazio il presidente dell'ordine e quindi tutto l'intero consiglio per aver fatto in modo di venire a Licata e anche nella periferia di Agrigento.